Buongiorno ai titoli di Sicilia 24. Nuova luce sulla rete di copertura di Matteo Messina Denaro nei 30 anni di latitanza, indagato anche un oncologo di Trapani. A Catania nasce uno sportello comunale che si occuperà di gestire i beni appartenuti alla criminalità. Avrà sede proprio in uno degli immobili confiscati alla mafia. Emergenza rifiuti sotto la lente di ingrandimento della Commissione bicamerale Ecomafia missione in Sicilia. Prima tappa Gela. Rilancio del polo industriale Bluetech, scetticismo tra gli ex lavoratori oggi in assemblea sul piano industriale per lo stabilimento di Termini Imerese. Prospettive del sistema emergenziale a Catania, un confronto sull'attività del 118. Il presidente Castro, affrontiamo tante criticità. A Catania hic et nunc, qui e ora. Lo spettacolo con 11 ragazzi affetti dalla sindrome di Down sul palco raccontano il mondo visto dai loro occhi. Calcio, anticipo di campionato stasera per il Catania che al Massimino, chiuso al pubblico, ospita il Giuliano, una gara fondamentale per la salvezza. Zeoli sprona la squadra, serve positività. Eccoci, buongiorno. Nuova luce sulla vastissima rete di coperture di cui ha goduto Messina Denaro nei 30 anni di latitanza. C'è anche un filone che porta i fondi del PNRR in Brianza. Tra i fiancheggiatori un nuovo indagato è un oncologo. Manlio Viola. Dal mondo bancario all'anagrafe, dalla sanità pubblica addirittura al mondo delle professioni. Quello delle collusioni, delle coperture, degli aiuti al boss latitante Matteo Messina Denaro è un pozzo senza fondo. Dopo gli arresti di ieri c'è un nuovo indagato per aver favorito il boss. Si tratta dell'oncologo trapanese Filippo Zerilli. Dopo che ieri era stato arrestato, fra gli altri, il tecnico radiologo dell'ospedale Mazzara del Vallo, Cosimo Leone, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per una TAC fatta scavalcando qualsiasi prenotazione a lista d'attesa. Fra gli arrestati di ieri anche l'architetto Massimo Gentile, trapanese trapiantato in Brianza, che gestiva decine di progetti finanziati con il PNRR, progetti che riguardavano scuole come infrastrutture, opere sulle quali si potrebbe aprire adesso un nuovo filone di indagini. Ma le ricostruzioni degli spostamenti del boss latitante parlano anche della facilità con la quale si presentava in banca con denaro contante e lo convertiva in assegni circolari per fare un acquisto senza che l'operazione più che sospetta fosse segnalata dalla banca. Analoga facilità per ottenere una carta d'identità falsa o qualsivoglia documento. E lui se la rideva di tutto di tutti, tanto da aver intessuto una nuova relazione. Spunta infatti una nuova giovane donna che il boss avrebbe frequentato nell'ultimo periodo della sua latitanza. La donna si è presentata spontaneamente a luglio scorso in procura, ha raccontato di aver conosciuto il boss nel 2015 ma di non avere idea di chi fosse, ed è stata lei a parlare della moto enduro con la quale girava, che era stata acquistata per lui proprio da Gentile nel 2007. E si terrà domani l'interrogatorio di garanzia dell'architetto Massimo Gentile, arrestato ieri con l'accusa di associazione mafiosa per aver prestato l'identità al boss Matteo Messina Denaro e per aver acquistato per conto del capomafia una moto. Il professionista avrebbe messo a disposizione della latitanza la sua utenza telefonica. È originario di Campobello di Mazzara, ma da anni vive in provincia di Monza, dove si occupa di lavori pubblici appunto per il comune. A Catania nasce uno sportello comunale che si occuperà dei beni appartenuti alla criminalità e che aprirà proprio in uno degli immobili confiscati alla mafia. Questa è una novità contenuta nel regolamento approvato in Consiglio Comunale. Sentiamo Simona Mazzona. Un grande risultato, una grande vittoria. Da domani sarà più facile avere consegnato i beni confiscati, da domani sarà più difficile per la mafia mantenerli con occupazioni e quant'altro. Una ventata di legalità contro la mafia a Catania con l'approvazione all'unanimità in Consiglio Comunale del nuovo regolamento per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'ultimo era stato approvato 10 anni fa. Qui ci troviamo in via Monte Sant'Agata al Civico 6, sede degli uffici comunali patrimonio e traffico urbano, e al terzo piano un immobile appartenuto alla famiglia Ercolano Santa Paola, confiscato nel 95. Abbandonato fino adesso, finalmente in ristrutturazione tramite
fondi che erano del PNRR e che diventerà, anche grazie al nuovo regolamento per i beni confiscati, lo sportello aperto alla cittadinanza per gestire in maniera democratica i beni confiscati alla mafia della città, dove tutte le associazioni potranno venire e rivolgersi per aver affidato un bene confiscato. Oltre alla nascita dello sportello, il regolamento ha stabilito la costituzione di un osservatorio permanente, le linee guida per la destinazione dei beni confiscati e la possibilità di assegnarli a società, enti e aziende speciali, a comunità, anche giovanili e ad associazioni. I beni confiscati verranno utilizzati come case per chi è senza tetto, un regolamento che apre alla gestione dei beni mobili, quindi autovetture, automezzi che potranno essere utilizzati sia dal comune che poi dalle associazioni. A Catania gli immobili confiscati sono 242, di cui circa 100 destinati alla gestione del comune. La discarica di Timpazzo a Gela è stata la prima tappa della missione siciliana della Commissione parlamentare contro le ecomafie. Nel sito di Gela si è fatto il punto sull'ampliamento delle vasche dopo l'emergenza rifiuti. GR Italia. Il ciclo integrato dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati nel perimetro del SIN gelese sono questi gli obiettivi della missione siciliana della Commissione bicamerale Ecomafia, da 2 giorni impegnata in una serie di sopralluoghi nelle province di Catania, Caltanissetta ed Enna. Prima tappa la piattaforma integrata di Timpazzo, una delle discariche più importanti di tutta l'isola. La Commissione ha approfondito il progetto di ampliamento delle 2 nuove vasche, che però si trova davanti i vincoli ambientali della zona. Proprio il presidente Jacopo Morrone ha sottolineato l'esigenza di approfondimenti pure nelle aree limitrofe. Ci sono sicuramente delle osservazioni che potremo fare nel perimetro, quindi nel circondario, per capire se è stata fatta un'analisi anche dei posti, se i campi coltivati, gli allevamenti, se ci dovessero essere problemi o meno. C'è un'altra zona che è ancora in attività, di cui chiediamo che naturalmente sia attenzionata e sia verificata perché siano fatte le operazioni in maniera corretta per garantire la salute ai cittadini. Successivamente i parlamentari si sono spostati nelle aree SIN che hanno risentito maggiormente dell'impatto industriale. Il nodo fondamentale rimane quello delle bonifiche, le cui percentuali sono ancora troppo basse. Dal 2018 c'è stato un cambio di passo e ora il sito di Gela negli ultimi anni ha accelerato, anche se molto è ancora da fare. Ultima tappa Piazza Armerina, dove la Commissione ha visitato un allevamento che ospita cavalli strappati alle corse clandestine gestite dalla criminalità organizzata. Il pizzo come un servizio a favore degli imprenditori che si rivolgono ai boss per avere copertura e protezione, commercianti vittime o complici degli estorsori. Lorena Dolci ne parlerà oggi a Focus con Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, con Salvatore Caradonna di Addio Pizzo e con l'imprenditore Giuseppe Piraino. In onda alle 14.30 dopo il TG e in streaming sulla siciliaweb.it. Messaggi al 342 74 55 005. Ancora scetticismo tra gli ex lavoratori Fiat Bluetech dopo l'assegnazione del progetto di rilancio dello stabilimento di Termini Imerese all'attuale presidente del Catania, Ross Pelligra. Questa mattina assemblea dei lavoratori davanti ai cancelli della fabbrica. Eva Spampinato. Una riunione interlocutoria senza risoluzioni concrete, ma con la prospettiva di un nuovo punto di riferimento, ovvero Ross Pelligra, l'attuale presidente del Catania, che si è aggiudicato il bando per la cessione dello stabilimento di Termini Imerese. Tra gli ex lavoratori Fiat e Bluetech che questa mattina hanno partecipato ad un'assemblea davanti ai cancelli della fabbrica c'è ancora scetticismo. Non c'è stata tutta la chiarezza che ci aspettavamo, la perplessità viene da quello. Noi siamo disponibili a discutere, a trovare soluzione per tutto. Ci aspettiamo dei tavoli tecnici che ci portano a quelle risoluzioni. La prossima settimana è in programma un incontro tra il governo della regione e i sindacati per entrare nel merito della società di scopo che dovrebbe assorbire 180 lavoratori, mentre altri 40 andranno in pensione entro novembre, quando scadrà l'amministrazione straordinaria che ha in carico al momento l'ex Bluetech. Non si conosce ancora nel dettaglio il progetto industriale di Pelligra Holding, che dovrebbe farsi carico di 350 lavoratori ex Bluetech. I punti sono soprattutto quello della rioccupazione dei 543 dipendenti Bluetech e 200 dell'indotto. Questo è il punto delicato. Sappiamo che il 4 novembre scade l'amministrazione straordinaria e gli strumenti di tutela. Per queste ragioni noi chiederemo subito
il confronto con l'assessorato al lavoro, attività produttive, per conoscere bene i dettagli di questo bacino di scopo regionale. Intanto oggi il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato il perfezionamento dell'atto di cessione del ramo d'azienda di Termini Imerese di Bluetech SPA in amministrazione straordinaria alla Pelligra Italia Holding SRL, in quanto aggiudicataria della gara. Il piano di Pelligra è risultato l'unico pienamente rispondente alla disciplina di gara rispetto alle altre 5 in tutto offerte ricevute. In una Sicilia dove molti giovani ogni anno vanno via, in cui aumenta la percentuale di disoccupazione, c'è chi resta e ha creato il proprio business vincente. In Sicilia ci sono grandi opportunità, dicono, basta sfruttarle. Marco Gullà. Ciao, sono Manuel, ho 20 anni. Ciao, sono Francesco, ho 20 anni. Abbiamo creato G-Ready e vogliamo rimanere in Sicilia. Cos'è G-Ready? Un'azienda che si occupa di supporto informatico alle start-up, fondata da questi due giovani palermitani. E così, in una terra dove molti giovani vanno via alla ricerca di un lavoro, loro due hanno deciso di restare. E indovinate chi sono i loro dipendenti? Semplice, i loro ex compagni di classe. L'idea è nata da me quando avevo 14 anni, ho iniziato a sviluppare con i primi linguaggi di programmazione i primi software per gli amici e i parenti. Le cose sono andate bene, da lì ho iniziato a radunare un piccolo team di sviluppatori, compagni delle scuole superiori, con cui abbiamo deciso poi pian piano di sviluppare il tutto. Restare in Sicilia anzi è pure riguardo certi aspetti anche più comodo rispetto al costo di vita inferiore rispetto magari a paesi, a città del nord, è molto più conveniente. All'età di 14 anni i due ventenni avevano già le idee chiare. Nel momento in cui appunto nei primi mesi, nei primi anni di studio ci siamo un attimo confrontati con amici e parenti per iniziare a sviluppare i primi software gestionali, i primi siti web, le prime applicazioni, con cui abbiamo avuto modo di poter capire che effettivamente il nostro lavoro era richiesto, era un qualcosa che potesse servire. E così nasce la loro azienda che ha già un ottimo fatturato. Ai giovani che vogliono andare via cosa possiamo dire? Restate, cioè trovatevi l'opportunità, perché ci sono davvero molte opportunità, trovate quello che vi piace fare e createci un business sopra se riuscite. 70 fra allievi e docenti di Milazzo sono rimasti intossicati mentre erano in gita scolastica in Puglia. Dolori addominali, vomito e mal di pancia. Sono intervenuti i medici del 118, per alcuni è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. All'origine del malessere ci sarebbe un piatto a base di pollo avariato. E la Guardia Costiera di Catania ha eseguito il fermo amministrativo di una nave battente bandiera di Panama per gravi deficienze e numerose irregolarità rispetto alle normative che regolano la sicurezza della navigazione, la protezione dell'ambiente marino e le condizioni di lavoro dell'equipaggio. La nave, ormeggiata nella banchina del molo Mezzogiorno del porto di Catania, rimarrà in stato di fermo sino a quando non saranno adottate tutte le misure correttive necessarie. Oliveti di Ragalna, siamo nel catanese, minacciati da piromani e incivili. Ora si muove la regione, annunciata la visita dell'assessore al territorio Pagana e del comandante della forestale Ferlito. Intanto prosegue la bonifica di strade, piazzole, le telecamere stanno per entrare in funzione. Tonino De Mana. L'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana e il comandante della forestale Luca Ferlito visiteranno gli oliveti secolari di Ragalna. È la prima rassicurazione delle istituzioni dopo il nostro servizio che ha acceso le telecamere, le nostre, sui terreni e sugli ettari di oliveti secolari messi a rischio dagli incendi scaturiti da rifiuti abbandonati lungo le strade. Un precedente che ha spinto gli imprenditori locali ad intervenire chiedendo aiuto alle istituzioni e sollecitando una maggiore attenzione al territorio e all'ambiente. Non si fermano i mezzi del comune di Ragalna che bonificano la strada che separa i comuni di Ragalna e Santa Maria di Licodia, dove si affacciano gli oliveti antichi, patrimonio per la biodiversità dell'Etna, protetti dal presidio Slow Food degli olivi secolari. Gli alberi che vedete, di cui ci siamo occupati ieri, saranno osservati speciali e per questo preservati da un sistema di videosorveglianza collegato direttamente alla Polizia Municipale di Ragalna. Sbloccato l'impasse burocratico, le 6 telecamere su ammissione del vice sindaco di Ragalna, Saladino, saranno operative entro Pasqua. Una corsa contro il tempo che servirà a tutelare il territorio, visto che dopo le scampagnate gli immancabili incivili si sbarazzano dei rifiuti, lasciandoli ovunque, dalle campagne alle strade, deturpando un territorio patrimonio dell'umanità.
Adesso a Messina 3 minorenni, 17enni, tutti egiziani, ospiti di un centro di accoglienza, sono stati fermati perché ritenuti responsabili dell'aggressione di un altro giovane in pieno centro città. Sentiamo Francesco Triolo. Avevano puntato un cappellino e lo smartphone di un giovane che passeggiava in pieno centro a Messina un sabato sera. Atteggiamento da bulletti, prima lo hanno avvicinato, poi spintonato, quindi aggredito e picchiato con calci e pugni, scaraventandolo per terra e minacciandolo anche con una spranga di ferro. Quindi gli hanno portato via lo smartphone e il cappellino e sono fuggiti. Il giovane ha sporto denunce alla vicina stazione Carabinieri, fornendo la loro descrizione. Grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri li hanno identificati in poche ore. Si tratta di 3 egiziani minorenni, tutti di 17 anni, ospiti attualmente in un centro di accoglienza per minori di Messina. I giovani, seppure tutti incensurati, erano già conosciuti ai militari dell'Arma perché frequentatori di Piazza Cheroli e piuttosto noti negli ambienti giovanili per i loro atteggiamenti appunto da bulletti. Le accuse per loro sono di rapina aggravata e lesioni personali. A firmare il provvedimento del GIP del Tribunale dei minorenni, i carabinieri hanno recuperato lo smartphone del ragazzino e i 3 sono stati rinchiusi in un centro di prima accoglienza per minori. Prospettive del sistema emergenziale, a Catania un confronto in occasione dei 32 anni del 118. Il presidente Castro dice sistema virtuoso anche se affrontiamo tante criticità. Tonino De Mana. Una storia lunga 32 anni fatta di emergenze perché loro vivono di emergenze, specie dall'istituzione del servizio di emergenza-urgenza 118, un sistema nato e pensato per ridurre le morti evitabili e le disabilità legate a incidenti o condizioni patologiche improvvise, rispondendo con una complessa flotta di mezzi diversificati per tipologia di assistenza e coordinati da una centrale operativa, oggi affidata al numero unico di emergenza 112. È il convegno dal tema prospettive del sistema emergenziale organizzato al Palazzo della Cultura di Catania ha rappresentato un'occasione di confronto anche con operatori specializzati di altre regioni per cercare di migliorare e garantire il più possibile un'assistenza immediata. Tutto è perfettibile, va chiaramente implementato e noi lo stiamo facendo quello che è l'organico, però possiamo dire di un sistema a mio avviso virtuoso. E non mancano le criticità alla voce carenza di organico. Devo dire che già abbiamo attivato tutte le procedure per implementare, per rimpolpare il nostro organico e quindi da questo punto di vista siamo presenti perché il servizio del 118 è molto delicato. Ambulanze che devono fronteggiare anche i problemi della strada, come abbiamo denunciato nei nostri servizi nella congestionata via Santa Sofia. Ci vuole anche da un lato l'attivazione da parte degli organi competenti amministrativi, dall'altro anche la civiltà dei cittadini che deve capire che quell'ambulanza può essere un momento decisivo, importante per salvare una vita umana. Il convegno, promosso dalla SEUS, è stato patrocinato da Regione, Comune e Città Metropolitana di Catania. Ci fermiamo una breve pausa, poi ci occuperemo anche della Sicilia che è sempre più meta di turisti, soprattutto in queste festività pasquali. La Sicilia è sempre più attrazione di turisti, al contempo tanti siciliani avranno sempre più collegamenti aerei verso le altre destinazioni. È stato presentato oggi il nuovo collegamento aereo Palermo-Malta. Sentiamo Marco Gullà. C'è chi arriva e chi va. In un periodo di grandi numeri per gli aeroporti siciliani, un nuovo aereo volerà da Palermo verso Malta. In un'ora circa si potrà raggiungere l'isola. Dal 24 aprile abbiamo questa possibilità, anzi i cittadini della provincia di Palermo e non solo avranno la possibilità di partire dal Falcone Borsellino per Malta. Gli operativi saranno già dal 24 aprile, saremo operativi, quindi 24 aprile e 28 aprile, per poi passare da maggio in poi ogni giovedì e domenica. Il flusso turistico in Sicilia va in direzioni diverse. Se da un lato ci sono tantissimi turisti che per le vacanze di Pasqua raggiungeranno la nostra isola per trascorrere giorni di relax tra mare e cultura, molti siciliani invece viaggeranno verso altre città, in prevalenza Madrid, Barcellona e Parigi, ma anche città italiane come Roma e Firenze. La domanda che sorge spontanea è: il meteo per Pasqua e Pasquetta come sarà? Per chi resterà in Sicilia vi diamo buone notizie. Le temperature saranno primaverili e quindi potete serenamente programmare gite fuori porta e grigliate.
Hic et Nunc, qui e ora, uno spettacolo con i ragazzi affetti dalla sindrome di Down che raccontano al pubblico il mondo visto attraverso i loro occhi. Eva Spampinato. Uno spettacolo semplice ma coraggioso che esorta a fermarsi un attimo e riflettere su cosa si può fare per vivere al meglio il nostro tempo. Hic et Nunc è il lavoro teatrale del regista Tony Bellone, andato in scena al Centro Culture Contemporanee Zoo di Catania, un progetto realizzato dalla sezione di Catania dell'Associazione Italiana Persone Down, che ha visto protagonisti 11 ragazzi con la sindrome che tra oggetti scenici disparate, musiche di ogni tempo e repentini cambi di situazione conducono lo spettatore in un ideale viaggio introspettivo, capace di far emergere luci e ombre del passato, la consapevolezza del presente di sé e un modo altro di guardare al futuro. Io ho fatto tanti anni, tante recitazioni, spettacoli, cose varie. È una cosa più bella che c'è nella nostra vita. Il loro marciapiede innanzitutto è l'essere privi di malizia, puri di cuore e onesti, molto sinceri. I ragazzi portano in scena se stessi e la loro personalità senza battute a memoria. Questo spettacolo è stato fatto in occasione della giornata mondiale della trisomia 21, noi siamo presenti tutti gli anni e questo è un lavoro teatrale molto ma molto bello. Il messaggio è quello di essere liberi da tutte quelle sovrastrutture che oggi come oggi la società ci impone, quelli dell'apparire a tutti i costi. Invece potremmo e dovremmo tirare un pochino il freno a mano e viverci la vita così per come viene, godendo anche delle piccole cose. Una breve pausa, poi il calcio con il Catania che affronterà il Giuliano questa sera al Massimino, ma a porte chiuse. Calcio stasera alle 20:45, l'anticipo del torneo DC che vedrà il Catania opposto al Giuliano. Si gioca al Massimino ma senza pubblico su Telecolor, 3 ore di collegamento live con diretta stadio. Francesco Triolo. Sappiamo l'importanza di questa partita e abbiamo già buttato alle spalle la sconfitta di Torre del Greco e sappiamo quanto sia importante ottenere un risultato positivo contro una squadra che sta facendo bene. Le parole di Michele Zeuli hanno messo definitivamente in archivio la sconfitta del Torre del Greco. Il Catania adesso deve concentrarsi sul prossimo avversario, sulla sfida di questa sera al Massimino contro il Giuliano, formazione in piena zona playoff, 3 vittorie nelle ultime 5 gare e sconfitta solo dalla vice capolista Benevento. I campani arriveranno a Catania con la mente libera, consapevoli già di aver fatto un campionato strepitoso rispetto agli obiettivi iniziali. Zeuli ha chiesto positività alla sua squadra. I giorni successivi la gara contro la Turis non sono stati semplici, la squadra è andata in ritiro per ritrovarsi e ritrovare quella compattezza di gruppo fondamentale in queste situazioni. Il Catania costruito per le zone alte adesso dovrà giocarsela centimetro su centimetro per evitare i play-out e vanificare il percorso di Coppa Italia. E proprio la finale contro il Padova adesso deve essere messa da parte e pensare solo al Giuliano. Chirico è tra i convocati ma dovrebbe giocare Peralta, si profila un turno di riposo per Di Carmine e Cicerelli, in attacco dovrebbe giocare Cianci, non c'è nella lista dei convocati Marsura, si giocherà in un Massimino deserto. Il calcio in generale ha bisogno della gente, degli spettatori, figuriamoci noi quanto ne abbiamo bisogno qui al Massimino. È un motivo in più per regalare una gioia, una soddisfazione ai nostri tifosi e anche alla stessa società. Calcio inizia alle 20:45, come sempre l'appuntamento su Telecolor e mezz'ora prima del match per 3 ore live con diretta stadio, collegamenti al Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 7712 855. Io mi fermo qui, vi ricordo che dopo la sigla ci sarà il Focus 24, oggi in studio Lorena Dolci, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.